Devo dire che quando ho sentito l'onorevole Fiano per esprimergli la solidarietà, è già emersa quest'idea: torniamo a Ca' Foscari perché non ho concluso il mio discorso, non mi hanno dato la possibilità di concludere. Così Tiziana Lipiello, la rettrice di Ca' Foscari, annuncia che il prossimo 4 novembre l'università organizzerà un nuovo incontro con Emanuele Fiano, dopo quello annullato nei giorni scorsi dalla cinquantina di manifestanti pro-PAL, impedendogli di prendere la parola ad un convegno sulla pace in Medio Oriente. L'arrivo del ministro Bernini blinderà il nuovo incontro. Dopo le proteste di ottobre non ci sarà un bis, puntualizza la rettrice, assicurando che tutte le precauzioni del caso saranno adottate per evitare tensioni. Ovviamente viene un ministro, quindi tutte le precauzioni del caso saranno prese. Nicola Pellicani, Partito Democratico, auspica che Fiano, accettando l'invito dell'Ateneo veneziano, possa segnare un momento importante per la comunità universitaria, evitando così strumentalizzazioni e una presa di posizione politica. Mi auguro che Emanuele Fiano accolga al più presto l'invito di tornare a parlare a Ca' Foscari. L'università è per antonomasia il luogo del dialogo e del confronto. Dello stesso avviso anche gli studenti dell'Associazione Futura, che avevano organizzato l'evento nel nome del dialogo, della libertà di parola e del confronto. L'unica cosa che mi sento di poter dire sul caso Fiano è che come rappresentante degli studenti all'interno del Consiglio di amministrazione dell'Università ci impegneremo come Futura per garantire il diritto di espressione di parola di tutte le studentesse e di tutti gli studenti dell'Ateneo.